Oggi nella presentazione che ho fatto ho esposto i dati delle superfici vitate 2025 coltivate in Veneto e poi ho fatto una prima panoramica della produzione di uva raccolta nella vendemmia 2025. In particolare nel 2025 la superficie vitata veneta è aumentata di quasi 900 ettari e in questo momento abbiamo 104.000 ettari e 400.000 ettari. Di questi ettari la maggior parte della superficie è coltivata con la varietà Glera che rappresenta il 41% della superficie. Il Glera è la varietà principale che viene utilizzata per produrre DOC Prosecco e tutte le denominazioni, insomma, DOC Asolo Prosecco e Conegliano Valdobbiadene. La seconda varietà è il Pinot Grigio e anche qua per le varietà bianche c'è un continuo aumento, mentre per quanto riguarda le varietà rosse c'è un continuo invece diminuzione proprio a vantaggio poi delle varietà bianche. Anche le aziende che sono impegnate nel mondo viticolo c'è un continuo aumento della superficie media coltivata per azienda perché a sua volta il numero di aziende sta diminuendo. Per quanto riguarda l'aspetto invece produttivo, il 2025 ha segnato un più 6,8% in aumento della produzione. L'uva raccolta nel 2025 è quindi aumentata ed è pari a 14 milioni e 400 mila quintali di uva. Come sono distribuiti a livello di denominazione? Che il 80%, quasi 80% un po' meno, è uva DOP, quindi denominazione di origine controllata o denominazione di origine controllata garantita, e il 15% è rappresentato da uva coltivata e rivendicata come IGP, quindi indicazione geografica protetta. Il rimanente, ormai questa produzione qualitativa è abbastanza stabile negli anni e il rimanente, solo il 5%, è uva che viene utilizzata poi per produrre vino da tavola o vino varietale.